Un boato tanto forte da far tremare le finestre e la paura che scatta immediata in periodo di guerra. Paura, psicosi e raffica di telefonate ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Dalla Marca Trevigiana al Veneto orientale, dalla Laguna di Venezia alla Bassa Padovana. Poco dopo le 14, centinaia di residenti allarmati, alcuni anche usciti in strada per capire cosa stesse accadendo. Nessuna bomba, ma come già accaduto in passato il cosiddetto fenomeno del boom sonico, quando cioè un aereo militare infrange la barriera del suono provocando un rumore simile a quello di una violenta esplosione. È stato un caccia F-2000 Eurofighter del 51esimo stormo di Strana durante una missione di volo pianificata a provocare il boato. Il volo, informa l'aeronautica, regolarmente autorizzato e condotto nel rispetto delle regole in vigore, rientra tra le normali attività addestrative per il mantenimento della prontezza operativa dei reparti impegnati nella difesa dello spazio aereo nazionale. Il boato è stato avvertito al suolo nonostante la quota elevata perché le condizioni meteorologiche di vento e temperatura hanno verosimilmente amplificato la propagazione dell'onda d'urto. La conferma che non ci fossero eventi che potessero ricondurre a scoppio o a incendi è arrivata dopo un'immediata ricognizione delle forze dell'ordine, ma per chi ha sentito quel boato sono stati sicuramente momenti poco piacevoli.